Bene, eccoci anche oggi insieme. Ospite in studio è Paolo Seno, ricercatore storico e scrittore per passione, come lui si definisce, però una passione estremamente importante. Devo dire che è veramente un piacere poter avere ospiti in studio persone come lui, che fanno appunto di una passione un elemento di ricerca che permette a noi di vedere da un diverso punto di vista episodi storici, ma soprattutto permette a noi di conoscere persone del passato che altrimenti, la cui vita altrimenti non avremmo modo di frequentare, seppur a distanza. Questo libro è Dove la sorte ti ha voluto chiamare. L'edizione è Tra le righe. Il sottotitolo dice Angelo Astolfoni detto Nino, artista e giornalista di Venezia, sottotenente esploratore nella Grande Guerra. Detto ciò, mi piace anche ricordare che il nostro ospite, proprio per una ricerca storica precedente, che abbiamo avuto anche il piacere di presentare in trasmissione, è stato insignito di una onorificenza dalla Repubblica Austriaca. Sì, giusto? da un'associazione che mantiene la memoria storica ed è la Croce Nera austriaca. In quel caso là si parlava di un medico a memoria? Allora, in realtà la decorazione che ho ricevuto mi è stata data perché ho stilato il database dei prigionieri italiani morti in un campo di prigionia austriaco e quindi ha ritenuto che quel lavoro fosse degno, insomma, di essere riconosciuto. Qua invece andiamo alla scoperta di un veneziano, Sì. un collega giornalista possiamo dire, Certo. dell'epoca e il tutto nasce, devo dire, in maniera anche quasi destinata. Sì, casuale ma non troppo, nel senso che una ventina d'anni fa io ho trovato in un negozio di numismatica di Mestre un pacchetto di cartoline scritte appunto da un ufficiale indirizzate alla mamma a Venezia. Erano cartoline che non davano nessuna indicazione particolare, l'autore era un perfetto sconosciuto, però le ho acquistate lo stesso. Le ho messe in un cassetto, però ogni tanto andavo a rileggermele e pensando a che fine avesse fatto questo soldato, se fosse sopravvissuto alla guerra, cosa era diventato, che viso aveva. E a proposito del viso, il ritratto riportato in copertina, anche questa è una storia. Sì, perché è un ritratto che ha fatto una sua amica, Lina Rosso, che dopo la guerra è diventata una pittrice affermata. Durante il conflitto si era dedicata come infermiera crocerossina volontaria e manteneva con Nino, con il quale aveva frequentato l'Accademia di Belle Arti, una corrispondenza nella quale non è rimasto nulla. Alcuni indizi fanno pensare che il loro rapporto andasse un attimino al di là della semplice amicizia. Questo quadro... Un po' di gossip d'epoca. Sì, ovviamente non è il caso di fare illazioni, anche perché io ho contattato la pronipote di Lina Rosso, anzi la nipote di Lina Rosso, che mi ha detto noi in famiglia non sappiamo nulla di questa storia, però c'è qualche indizio che fa pensare che forse, insomma, se non altro perché dopo la morte di Nino, Lina Rosso non si è mai sposata, si è dedicata completamente all'arte, diventando, ripeto, un'affermata pittrice. Ecco, qual è la storia di Nino e cosa emerge da questa ricerca, fra l'altro, che ha portato a scrivere un libro di centinaia di pagine? Sì. Nino era un ragazzo, come tanti a Venezia, intriso di ideali molto particolari, nel senso che lui, ad esempio, era di fede repubblicana. In quell'epoca, insomma, era quasi una mosca bianca.
Era rimasto orfano di padre in giovane età, per cui aveva dovuto abbandonare gli studi classici per lavorare, mantenere la mamma e la sorella. Professionalmente aveva raggiunto un ottimo livello, nel senso che era entrato a far parte della famiglia della Gazzetta di Venezia, che era il quotidiano più prestigioso di Venezia. Però aveva una passione emersa fin da piccolo, quella per il disegno e l'arte. Allora lui ha frequentato i corsi serali all'Accademia di Belle Arti, non sarebbe diventato un gran pittore, ma dal punto di vista della grafica era straordinario. Lui disegnava, probabilmente si rifaceva allo stile dei pre-raffaelliti. Sì, perché anch'io sono il grafico, lui poi tra l'altro ha impaginato anche un paio di libri di poesie ed era proprio specializzato nella grafica editoriale, con delle opere che a me hanno lasciato a bocca aperta, sinceramente. E il suo ruolo, comunque, che cosa emerge da questo materiale ritrovato, in particolare legato alla Prima Guerra Mondiale, che è un po' l'oggetto della ricerca? Sì, allora, sono riuscito a contestualizzare la sua mansione all'interno di quella che fu l'operazione che caratterizzò i combattimenti durante i quali fu ferito e poi morì. Praticamente lui era un ufficiale esploratore. Chi erano gli esploratori? Gli esploratori erano quelli che dovevano andare in avanscoperta, dovevano riconoscere il terreno, impedire alle pattuglie avversarie di infiltrarsi, prendere contatto appunto col nemico, per cui era una mansione che il più delle volte si risolveva tragicamente. Però a questa mansione come esploratori questa mansione veniva data a persone che erano innanzitutto motivate, che avevano un buon coraggio, che avevano prestanza fisica. Nino era alto 1,80 m, quindi un gigante per l'epoca, e siccome dovevano per esempio riportare disegni, fare i disegni delle linee, dell'ambiente eccetera, lui come artista era proprio la persona più indicata per avere questa mansione. Lui è rimasto ferito a fine giugno del 1916. Praticamente nel maggio del 16 gli austro-ungarici avevano scatenato una grossa offensiva con l'intento di scendere dagli altipiani in pianura, nella pianura veneta, in modo da isolare il grosso delle truppe italiane schierate sul fronte isontino. Questa manovra non ebbe effetto, un po' per la difficoltà nei collegamenti, un po' per la resistenza italiana che dopo i primi momenti di sbandamento si fece sempre più concreta, un po' perché in Russia si era scatenata una offensiva che obbligò appunto gli austro-ungarici a spostare truppe dal Trentino in quel fronte. Fatto sta che gli austriaci decisero di ritirarsi su posizioni dominanti. Gli italiani andarono all'inseguimento delle truppe che si riposizionavano e durante una di queste fasi appunto Nino venne ferito e morì dopo pochi giorni. La familiarità con cui viene chiamato Nino fa pensare che questo tipo di ricerca, fondamentalmente sulla vita di persone normali, alla fine porti anche ad una familiarità. E questa familiarità è anche con la vita con la famiglia del personaggio? Direi proprio di sì. Nino è diventato uno di famiglia, per me e per chi mi è vicino. Ma soprattutto c'è un aspetto della ricerca che è abbastanza interessante, nel senso che dopo aver ricostruito le vicende belliche che hanno fatto da contorno alla sua vita, mi mancava di scoprire quello che era la persona prima della guerra.
E attraverso una ricerca molto banale ho scoperto che la sorella di Nino ha avuto una figlia che a sua volta ha avuto un figlio della nostra età, in un certificato descritto come emigrato a Boston. La fortuna ha voluto che questa persona avesse un'attività, perché lui svolge l'attività di traduttore, quindi aveva un'email che ho trovato in internet, gli ho scritto e come risposta ho avuto subito la foto di Nino e una reazione più che positiva, nel senso che la mia ricerca ha riempito un vuoto che nella famiglia di Astolfoni era rimasto, perché nessuno sapeva come erano andate le vicende dopo che era rimasto ferito. Con Jacopo, questo è il nome del pronipote, siamo diventati amici fraterni. Tanto che lui, che ha mantenuto una casa qui a Venezia, mi ha dato le chiavi di casa, consentendomi di scoprire lettere, documenti, articoli di giornali. Un po' come nei film, devo dire. Direi di sì, è una storia abbastanza particolare. Come lo possiamo definire questo libro? Una biografia o un romanzo? Allora, Nino non ha lasciato un diario, per cui il libro è il frutto delle mie ricerche e dei racconti di Jacopo, del pronipote, che a sua volta ha sentito parlare la nonna. Per cui ho scelto di adottare la formula del romanzo storico. Praticamente ho narrato la vicenda di Nino attraverso la sorella che incontra quello che era stato l'attendente di Nino, e per cui l'attendente racconta gli aspetti militari, la sorella racconta quella che era la vita, il contesto in cui è vissuto prima della guerra. E il risultato è questo libro, assolutamente da leggere con attenzione, perché racconta un episodio, anzi una vita, insomma, di uno di noi, e permette anche di guardare la Grande Guerra con un angolo di visuale particolare, quella personale appunto nel caso di Nino. Il libro è Dove la sorte ti ha voluto chiamare, fra l'altro anche bello il titolo. Angelo Astolfoni, detto Nino, artista e giornalista di Venezia, sottotenente esploratore nella Grande Guerra. Tra le righe è la casa editrice, Paolo Seno ne è l'autore, abbiamo avuto il piacere di averlo ospite, qui lui grafico per professione, ma ricercatore storico e scrittore per passione. Grazie a voi, alla prossima. Grazie. Alla prossima, ci vediamo al prossimo libro. Già, speriamo.